Dai, andate di corsa a prendere i vostri strumenti. Via. Allora qua, Tomaella, se te vuoi fare un giro dopo togliamo la sella, che so che per te... Tanto se volete vi racconto la barzelletta del musso e dell'asino. No, se meglio di no. Che se un musso, e il musso dentro il recinto fa I-oh, I-oh. A un certo punto arriva l'asino da Drio e il muso fa I-oh, 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 I. Vabbè ragazzi, non stai... No, battire mamma, non stai a incitarlo sotto ste cose qua. Adesso... No, perché questo succede sempre durante i concerti. Cosa Mio succede? dolcissimo Lele. Cosa succede durante i concerti? Durante i concerti a un certo punto mi giro dove ripartire la canzone e se tutti capire in mano. E allora io arrivo con queste freddure, così questi si sbrigano e taccano a suonare presto. Pur de fate muore. Ok. Allora adesso i dolcissimi Scagi ci suoneranno. Vivo con amore. Vai, festa, un bel applauso ragazzi. Io vivo con amore, io vivo con amore, io vivo con amore, io vivo con amore. Mi dispiace per la gente imbruttita ma è contenta della vita, sempre soldi, sempre figa, non conosce la fatica, non si diverte mica. No, non si diverte mica. E io sorrido a chi mi guarda sbigottito per la foggia del vestito, quasi quasi io mi inchino quando vedo un madamino, non si diverte mica. No, non si diverte mica. Ciao mamma, guarda come mi diverto, io vivo con amore, io vivo con amore, io vivo con amore, io vivo con amore. Se tu pensi sia divertente sentirti solo in mezzo alla gente, se ti ritieni così intelligente, cantar per te mi diventa importante. Darei tutto l'oro del mondo a patto che poi cambierà per me, che sono un vagabondo, piango, rido, ma ci credo. Io vivo con amore, 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 io vivo con amore. E io credo, io credo, io credo, io credo, io credo. E io vivo, io vivo, io vivo, io vivo, io vivo. E io credo, io credo, io credo, io credo, io credo, io credo, io credo. Allora, ti sono piaciuti gli Scagi? Da morire. Vedi Poison. Si sente proprio anche l'odore degli Scagi. Comunque invece ringraziamo gli Scagi per questa performance. E niente, adesso posso tornare a sedermi? Certo, grazie Fulvio, grazie a tutti gli Scagi. Adesso noi dobbiamo andare un'altra volta in pubblicità, però attenzione perché dopo avremo la sorpresa di VJ di cui si parlavo parlava prima. Esattamente, abbiamo l'intervista ai dolcissimi Pancreas quando hanno suonato alla Fucina Controvento di Marghera, però
condotta da un VJ tutto speciale. Sì, no, ma lo diciamo dopo o lo diciamo adesso? No, non stiamo che dire No, adesso diciamo perché sennò non si nega più bello. No. Comunque un toso di campagna al 100%. Vai la pubblicità che non sbaglia mai. Boogie realizza il videoclip del tuo gruppo e lo mette in onda. Guarda i video che abbiamo già realizzato su www.boogierecord.it e su Telecittà. Boogie è videoproduzione, realizzazioni gadget ed edizioni musicali. Cosa aspetti? Corri su www.boogierecord.it. Tosi de Campagna ti aspettano. Temar, pulitura, lucidatura, satinatura metalli, sabbiatura, decorazioni su vetro. Temar è a Martellago in via Fornace 28. Per informazioni telefono allo 041 54 00 022. Boschello Music Store è a Milano in via Galileo 2. Per informazioni telefonici 041 57 02 456 o visita il nostro sito internet www.boschello.com. RCA Beverage, da oltre un quarto di secolo, affidabilità, qualità e professionalità, il partner ideale per il tuo locale. RCA Beverage, contattaci per conoscere i nostri prodotti, birra da tutto il mondo, acqua, vino, bibite e bevande delle migliori marche. RCA Beverage non ti lascia mai solo. Consulenze, impianti di spillatura, progettazione ed allestimenti per valorizzare ed ottimizzare la tua attività. RCA Beverage è in via Menine Domenico dei 1017 a Camponogara, Venezia. Per informazioni e contatti puoi telefonarci al numero 041 462 030 o visitare il nostro sito www.rcabeverage.it. Parare Vigosa di Telecittà, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione Tosi di Campagna. Dopo il contributo dei nostri sponsor nostri più che altro sponsor, abbiamo, vero Lady Poison, abbiamo un filmato molto importante, sì o no? Sì, è un inviato porcellissimo, vi diciamo solo questo. Solo porcellissimo. Solo e porcellissimo. Per mandare questo filmato realizzato da questo porcellissimo inviato abbiamo un lanciatore di filmati d'eccezione, ragazzi, il campione di Rutti, della gara di Rutti del Cassaro Cities Life, Mister Benesso. Vai. Vediamoci l'intervista ai Pancreas, vai. Quanta poesia! Ciao Tosi e Tose de Campagna. Campagna, yeah! Sono qui con i porcellissimi Pancreas alla Fucina Controvento di Marghera. Vi saluto tutti, mi mancate molto, ma spero di vedervi tutti presto, insomma. Allora, siamo qui con i porcellissimi Pancreas, come ho detto. Non si sente niente, perché non abbiamo le casse qui, sai com'è, insomma, era un po' difficile organizzarsi. Tosi de Campagna. Tosi de Campagna, esatto. Hanno appena finito il loro concerto qui alla Fucina, è stato un gran successo, c'era il pianone, la gente si è divertita e cerchiamo di fare un po' di domande ai porcellissimi Pancreas perché loro sono una band che è in giro da tempo e voglio dire può benissimo rispondere a tutte le domande che gli faremo. Siamo qui per testare soprattutto il tasso di Toso de Campagna che c'è all'interno della band. Per cui vedremo un attimo con le prime domande come se la cavano i nostri amici Pancreas. Intanto li presentiamo, mi sono scritto un foglio perché sapete com'è, qui mi hanno offerto un po' di birra e comincio a perdere un attimo la lucidità mentale, diciamo. Allora abbiamo... Se bevi la birra, secondo me è un più sul Toso de Campagna. Diciamo che il Toso de Campagna una domanda deve... da fare. Dimmi tu. Ma un po' di birra che per noi non c'è. Ma